Ma sicuramente il nostro obiettivo, purtroppo come si è messo il campionato, è la salvezza come l'anno scorso. L'unica cosa, come hai detto tu, non vogliamo ripetere come l'anno scorso, arrivare a play-out e poi giocarcela alla fine per salvarci, perché noi vogliamo rimanere in Serie A e dico noi perché parla a nome di tutta la squadra. Sicuramente oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo corso tutti quanti, siamo chiudati, siamo passati la palla a differenza delle altre gare. Se riusciamo a capire che questo sport è uno sport collettivo, più che altro che siamo amici, che siamo una famiglia, allora possiamo raggiungere gli obiettivi che vogliamo, se no se ognuno pensa a se stesso purtroppo non si raggiunge niente. Ma sicuramente il problema secondo me è reale, è come ho detto prima che non eravamo una squadra, nel senso non giocavamo da squadra, ognuno pensava a fare i suoi, eravamo poco umili, troppo presuntuosi, purtroppo la presunzione non ti porta da nessuna parte, ma non soltanto nello sport, nella vita, se uno è umile riesce a raggiungere quello che vuole, come si suol dire volere è potere. Noi, come ripeto, oggi siamo riusciti a trovare la quadratura giusta, la voglia giusta, l'impegno da parte di tutti, il sacrificio. Riguardo l'ultima sconfitta 10-0 ci faccio una risata sopra perché sicuramente non sono le partite che noi dobbiamo vincere, però neanche a farci prendere in giro o essere umiliati. Purtroppo è stato così e il discorso della squadra nostra è che a volte ci troviamo che una settimana siamo 8, l'altra settimana siamo sempre 8 ma non gli stessi 8 e comunque non ti conosci, non ti di qua, di là e poi è difficile. Quindi se riusciamo a mantenere la rosa quella di sempre come oggi, secondo me raggiungiamo l'obiettivo senza problemi. Sono sicuro dei miei compagni, del mio presidente e di tutti quanti.